Morte fulminante, il piccolo Leonardo Cucurullo muore a 2 anni, la tragedia a Castelfranco. Domani l'addio sarà sepolto con il suo costume di carnevale. Tragedia della strada in mattinata tra Arzignano e Chiampo. Nello scontro frontale tra 2 autocarri perde la vita un autista di 54 anni, Renato Gugol, è ferito il conducente dell'altro mezzo. Continuano le indagini relative ai presunti ritardi nei soccorsi per i 3 ragazzi morti nella tragedia del Natisone. Ecco l'audio integrale dell'ultima chiamata ai vigili del fuoco prima che le acque travolgessero i giovani. La partita sul terzo mandato non è affatto chiusa e Luca Zaia lo fa intendere ai nostri microfoni. Cruciale la sentenza sul caso De Luca, poi saranno le segreterie a decidere, dice, tornando su guerra in Ucraina e autonomia. Morto a 103 anni, Rino Dondi Pintoni, inventore del celebre Amaro Cinar, creò la ricetta della bevanda a base di carciofo nello stabilimento di Padova, poi la diffusione in tutto il mondo. Un pezzo d'Italia e di Veneto è arrivato da alcune ore sulla Luna. Si tratta di un apparecchio che mette in comunicazione i sistemi satellitari ed è già in funzione il dispositivo realizzato a Cassola. Oltre 1 milione di visitatori a Venezia per il Carnevale 2025. Le misure del fine settimana per gestire la folla hanno retto. Intanto i veneziani organizzano la loro controfesta. Riaperto al pubblico il campanile di San Marco a Venezia, completati in tempo utile per i visitatori che affollano la città. Carnevali, lavori di ristrutturazione dell'ascensore e alle statue. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali e allora apriamo subito con il sondaggio di questa sera prima di farvi conoscere le notizie principali. Sondaggio relativo allo scontro e alle conseguenze chiaramente ancora tutte da definire tra Trump e Zelensky alla Casa Bianca. La Presidente della Commissione europea von der Leyen lancia un piano di riarmo per l'Europa che presenterà domani. Obiettivo: difendere le aree comuni. Allora vi chiediamo, asse USA-Russia, l'Europa deve armarsi? Sì, 0422 1626 691, 0422 1626 690. Se la vostra risposta è no, la chiamata è gratuita, l'esito questa sera nel corso di Ring. Qualche minuto di silenzio durante il carnevale e la sepoltura vestito in maschera. Si svolgeranno domani a Castelfranco Veneto i funerali del piccolo Leonardo Cucurullo, stroncato dalla meningite ad appena 2 anni. Abbiamo deciso di dare questo segnale di vicinanza di tutta la città sospendendo le attività del carnevale. Interrompere il carnevale cittadino per la durata delle esequie. È così che la comunità di Castelfranco voleva dimostrare vicinanza e affetto per la morte del piccolo Leonardo Cucurullo, stroncato dalla meningite a soli 2 anni. Volontà che Papa Omar ha esortato a cambiare. Saranno solo pochi minuti di silenzio in città nel momento dell'entrata del feretro. La data scelta per il funerale, martedì grasso, è stata decisa proprio perché l'ultimo saluto sia un momento di gioia. L'ultima promessa di Papa Omar e mamma Anna, quella di portare Leonardo alla sfilata di carnevale vestito in maschera, e sarà proprio con il costume che il piccolo sarà sepolto. Una volontà condivisa anche con la sorellina Beatrice, a cui a soli 8 mesi è stato raccontato tutto. Il cielo ha accolto un altro angelo, così si legge nell'epigrafe. Leonardo sorridente proprio come poche ore prima che sopraggiungesse la febbre, temperatura che non scende e il piccolo poi che perde conoscenza. Disperata la corsa all'ospedale, il trasferimento a Padova, la diagnosi, meningite da pneumococco, infezione grave e rara, ma l'assessore rassicura. Noi mandiamo un messaggio importante che è quello di non preoccuparsi, perché non si tratta di un virus, bensì si tratta di un batterio, un pneumococco che è presente nel nasino di questi bambini, può essere presente, e che nel caso di Leonardo ha avuto proprio questo esito infausto. È in corso di accertamento, noi abbiamo sentito le autorità sanitarie immediatamente avuta la notizia venerdì e loro ci hanno rassicurato in tal senso, per cui nessuna profilassi è necessaria. Il piccolo Leonardo frequentava l'asilo nido comunale La Tana del Lupo. Era dei grandi e ora i suoi compagni chiedono dove sia il loro amico. Noi dobbiamo assolutamente prenderci cura prima di quelli che si occupano di bambini, quindi i genitori e gli educatori, con un supporto psicologico. I suoi compagni sicuramente sentiranno la mancanza, si chiedono dove è Leonardo in questo momento e sarà nostra cura dare un supporto anche a loro. Il funerale sarà celebrato domani alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria della Pieve a Castelfranco.
Tragedia della strada ad Arzignano, 2 autocarri si sono scontrati, morto l'autista di uno dei 2 tir, l'altro è rimasto ferito. La vittima è Renato Gugole, 54 anni, di Chiampo. Tragedia della strada. Tutto accade improvvisamente sulla strada provinciale 83 all'altezza di Arzignano. 2 autocarri si scontrano frontalmente. Purtroppo uno dei 2 autisti perde la vita mentre l'altro resta ferito. Una mattinata drammatica. Chi assiste all'incidente chiama subito i soccorsi. I pompieri accorrono sul posto e mettono in sicurezza i tir. Estraggono dalle lamiere uno dei 2 conducenti rimasto incastrato nella cabina del suo autocarro. I medici del SUAM 118, intervenuti anche con l'elicottero da Verona, provano a rianimarlo, ma nonostante i tentativi non possono che constatare la morte dell'uomo. La vittima aveva 54 anni ed era di Chiampo. L'altro ferito invece non è grave e viene portato al pronto soccorso. Ora toccherà alla polizia locale di Arzignano ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. E nel pomeriggio intorno alle 16 tragico schianto tra un furgone e un camion in via Piave nella frazione di Torreselle in comune di Piombino Dese. A perdere la vita è stato un uomo di 47 anni, si tratta di Paolo Pellizzari, residente a Resana. Stando ad una primissima ricostruzione della polizia locale, il furgone del 47enne diretto proprio a Resana avrebbe invaso la corsia opposta dove stava sopraggiungendo il mezzo pesante condotto da un uomo di Villorba di 49 anni. Non si esclude che alla base della manovra possa esserci stato un malore. Inevitabile l'impatto e immediati soccorsi. Ogni tentativo di rianimare Pellizzari è risultato però vano. Illeso il conducente del camion. Transennata l'area della collisione, il traffico è andato in tilt con deviazioni sulle arterie secondarie. Continuano le indagini relative ai presunti ritardi nei soccorsi per i 3 ragazzi morti nella tragedia del Natisone. Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar. Vi proponiamo l'audio integrale dell'ultima chiamata di Patrizia prima che le acque travolgessero i giovani. La pubblicazione degli audio delle telefonate disperate ai soccorsi da parte dei 3 ragazzi che poi hanno perso la vita travolti dal Natisone il 31 maggio scorso ha toccato ancora di più le corde di tutte quelle persone che hanno seguito con passione la vicenda sperando in notizie positive che purtroppo non sono mai arrivate. Vi proponiamo integralmente quella che è stata l'ultima chiamata di Patrizia Cormos, quella delle 13:48 di quel maledetto giorno, dove con insistenza chiedeva aiuto mentre il vigile del fuoco dall'altra parte del telefono cercava di rassicurare che gli aiuti stavano arrivando, compreso l'elicottero, prima di chiedere alcune foto della situazione che a quell'ora purtroppo era forse già quasi compromessa. Nel sottofondo le urla strazianti di Christian Molnar mentre teneva Patrizia e Bianca nello stretto abbraccio che invoca aiuto, vi prego, anche la versione tedesca Hilfen. Vigile fuoco? Via Ponte Romano, Premariacco, le ripasso. Ancora la signora? Sì. Prego. Sì, vigile fuoco. Per favore. Ti prego. Mi sente? Sì, la sento signora. Com'è la stazione signora? L'acqua sta crescendo, non abbiamo tanto tempo, la prego. Sì, signora, stiamo arrivando. Abbiamo la posizione sua, ma dobbiamo arrivare, ci vuole un attimino. Forse con l'elicottero, perché non so se potete venire a salvare. Sì, noi abbiamo attivato anche quello adesso, signora. Va bene? Prego, perché non ce la facciamo più. Mancano neanche 2 minuti, c'è raga tutte, non possiamo neanche prenderci da qualcosa. Signora, da quel telefonino lì, col WhatsApp che mi ha mandato, mi faccia qualche foto in giro e me la mandi, signora. Va bene? Adesso. Sì, me la mandi tutto in giro, dove inquadri il ponte, inquadri dall'altra parte, così abbiamo riferimenti ancora più precisi. Va bene? Sì. Sabato pomeriggio si sono vissute ore di apprensione per la scomparsa su una pista da sci di Roana di un bambino di 5 anni. Tutto si è risolto al meglio, come vi avevamo raccontato in diretta nei nostri telegiornali.
Lo hanno cercato in più di 50 per un paio d'ore, trovandolo sano e salvo a 3 chilometri di distanza lo scorso sabato. Il piccolo Pietro e i suoi genitori, residenti a Castelfranco Veneto, ricorderanno con paura, ma anche con sollievo, la sciata sul Monte Verena. Lo scenario è stato comunque abbastanza complesso, perché comunque fin dall'inizio informazioni riguardanti a quello che poteva essere il tragitto che aveva preso il bambino sono state assolutamente poche, quindi siamo partiti veramente dai pochi elementi che ci hanno fornito i genitori e grazie alla competenza, alla formazione e anche direi a quello che è lo scrupolo dei volontari che erano sul posto. In scenari simili le ricerche sono di solito molto più lunghe. Con la temperatura già a 0 gradi e l'approssimarsi della notte, le preoccupazioni per il piccolo Pietro andavano via via crescendo. Il padre, che stava scendendo con lui, appena si era accorto dell'allontanamento, ha cercato di inseguirlo, ma lo ha perso di vista poco dopo. È da lì che sono partite le ricerche. Finché a un certo punto io e un altro mio collega abbiamo visto delle tracce di sci che andavano giù per il bosco e vicino delle forme di piede piccole, come se il bambino avesse tolto i sci e poi fosse tornato indietro. E abbiamo deciso di seguirle finché non siamo arrivati su un baito, il baito Spelonca, che accosta una strada forestale, e da lì abbiamo visto che le tracce scendevano un po' per la strada e poi giù ancora per il bosco. E seguendo queste tracce, dopo un paio di minuti abbiamo sentito una voce che comunque chiedeva aiuto, e avvicinandoci abbiamo visto il bambino. Soccorso alpino, carabinieri, forestali, vigili del fuoco, SUEM si sono mossi immediatamente con tutti i mezzi possibili per le ricerche. I nostri colleghi con le motoslitte e un sanitario a bordo ci hanno raggiunti e hanno controllato il bambino, lo stato di salute del bambino, e da lì abbiamo imbaragliato e portato al rifugio Veroneta, dove c'erano tutti gli altri che lo aspettavano. Il fatto che la persona cercata fosse un bambino ha alzato il livello di emotività. Non è mai semplice gestire, però siamo assolutamente anche formati nel lasciare in quel caso lì le emozioni un attimino dietro le spalle e concentrarci su quello che è l'operato per raggiungere il prima possibile poi l'obiettivo. Sono continui i vandalismi sulle auto in sosta nella zona di San Bellino all'Arcella, Padova, l'ultimo raid nella notte tra sabato e domenica. Su 2 auto ci sono riusciti, ma i vandali avevano anche tentato di entrare in alcuni giardini. Non si fermano i raid sui veicoli parcheggiati in strada a San Bellino, nel quartiere dell'Arcella. L'ultimo, tra sabato e domenica, ha costato i finestrini a queste 2 auto. Al danno si aggiunge il costo e i residenti non ne possono più, anche perché non è la prima volta. Nello scorso anno che segnaliamo atti vandalici sulle auto, in via Buonarroti, in via Lippi, alla Santissima Trinità, quindi è da parecchio tempo che questi atti vengono perpetrati ai danni delle auto. In particolar modo sono iniziati con un punteruolo, quindi bucando le gomme, gli pneumatici delle auto, successivamente sono stati squarciati, poi le auto sono state rigate e adesso i finestrini rotti. Numerose le auto finite nel mirino di questa banda di vandali che agisce ormai da mesi nell'area, prendendo man mano di mira le vie di questo quartiere residenziale dove molti lasciano abitualmente il loro veicolo in strada. Per questo l'invito al comune è pressante. Ci sono le telecamere, soprattutto tra via da Murano e via Guicciardini, che è stato l'inizio, diciamo, di questi atti. Ci sono già le telecamere che possono essere puntate in maniera diversa, in modo tale da tutelare i cittadini che non possono tornare a casa o alzarsi la mattina e trovare le auto danneggiate. Sono tanti soldi che vengono spesi per nulla. Quindi chiedo assolutamente al sindaco Sergio Giordani e all'assessore Bonavina di intervenire in maniera rapida, veloce e soprattutto fattiva. La politica, la partita sul terzo mandato non è affatto chiusa e Luca Zaia lo fa intendere in diretta sulle nostre emittenti.
Non è che si possa trascurare il fatto che c'è una legge della Regione Campania oggetto di analisi da parte della Corte Costituzionale. Capiremo, immagino entro aprile, cosa dirà la Corte Costituzionale, perché se ci dovesse riservare sorprese si riaprono nuovamente tutti i ragionamenti. C'è una data che va segnata ed è quella del 9 aprile, quando davanti alla Consulta si terrà l'udienza sulla legge regionale campana impugnata dal governo, che consente a Vincenzo De Luca di riproporsi oltre il limite dei 2 mandati fissati dalla norma nazionale. Questione dirimente anche per il Veneto. Lo stesso Zaia fa intendere come l'esito non sia affatto scontato, così del resto riportano anche ambienti romani. Quindi soltanto dopo questa sentenza si muoveranno tutte le pedine? Ma questo è un lavoro delle segreterie, cioè cercheremo di capire cosa accadrà. Segreterie che sono ovviamente in fermento. Lo stesso Luca De Carlo, numero 1 dei meloniani in Veneto, sabato a Mogliano aveva parlato di un nome per la presidenza del Veneto tra aprile e maggio, imprimendo un'accelerazione nel centrodestra, cosa che fa sul versante opposto Andrea Martella. Spero che possa venire anche prima di quella data. Stiamo lavorando con tutta una coalizione che vede il Partito Democratico, poi tutte le forze politiche di centrosinistra, anche con delle forze civiche. Dibattito locale che risente del clima geopolitico dopo lo scontro Trump-Zelensky, con Zaia che torna sulla questione in diretta con le nostre emittenti. Noi non siamo assolutamente guerrafondai, almeno io non lo sono, e penso che tutto questo lavoro si debba fare non tenendo fuori gli Stati Uniti da tutta questa vicenda, ma tenendoli a bordo, ovviamente, visto e considerato che il percorso si è iniziato con loro. Con tutta questa carne al fuoco a livello internazionale e nazionale c'è il rischio che rallenti l'iter dell'autonomia in Parlamento? E c'è il pericolo che comunque ci siano delle emergenze, delle priorità come quella della guerra, che non è un'emergenza da poco, che magari distolgano magari qualche attenzione dal progetto, ma il progetto sta andando avanti parallelamente con tavoli dedicati con il ministro Calderoli, e quindi si va avanti anche su quel fronte. Non è che diciamo si riesce a fare solo una roba alla volta, possiamo fare anche 2, 3, 4 contemporaneamente. 100 ambasciatori digitali per raccontare il Veneto sui social, parte la terza edizione di Veneto Creators. Connessione, ispirazione e fare squadra. Le visualizzazioni sono state 156 milioni, quest'anno ci aspettiamo di arrivare attorno a 400, vogliamo vedere se riusciamo a battere l'asticella delle 400 milioni di visualizzazioni. Per darvi un'idea, significa una campagna da multinazionale. È una campagna dai grandi numeri, quella dei Veneto Creators, iniziativa voluta dal presidente Luca Zaia, è arrivata alla sua terza edizione. Stavolta gli ambasciatori social saranno 100, toccherà a loro raccontare le meraviglie del Veneto, così come gli angoli più nascosti. Carlotta Berti, famosa per le sue frasi tipiche in dialetto veneziano, è ovviamente nella scuderia. Parlo in dialetto, ma parlo anche del dialetto, è un modo sia comunicandi, un modus comunicandi, ma anche poi un topic di quello che, insomma, del contenuto che poi vado a svolgere, video, reel. Per cui sicuramente una nuova visione anche di cose che magari possono essersi perse in questi ultimi decenni. Ma per una regione dai 1000 spunti, la mobilitazione generale, paesaggi, consigli di viaggio, arte, cultura, inclusione, sempre tra passato, presente e ovviamente futuro. Io proprio, avendo anche 50 anni, non sono proprio giovane, però nel mio piccolo cerco di raccontare anche i tempi passati veneti, quindi vita in fattoria, oggi, ieri, e le tradizioni, le sagre. Se non siete mai stati in Veneto, venite in Veneto perché ha delle bellezze da visitare e si mangia bene. È morto poche settimane dopo aver compiuto 103 anni Rino Dondi Pinton, l'inventore del celebre Amaro Cinaro, una bevanda a base di carciofo di cui Pinton creò la ricetta nello stabilimento di Via Pertile, destinata alla diffusione in tutto il mondo. Via Pertile a Padova. Rino Dondi Pinton era stato insignito dei titoli di Padovano eccellente dal sindaco Giordani nel 2021 e di Cavaliere di Gran Croce dal presidente Mattarella l'anno successivo. Un pezzo d'Italia e di Veneto è arrivato da alcune ore sulla Luna. Si tratta di un apparecchio che mette in comunicazione i sistemi satellitari ed è già in funzione. Missione compiuta per il modulo lunare Blue Ghost che alle 9:34 ora italiana di domenica 2 marzo ha toccato la superficie della Luna. A bordo c'era il trasmettitore ricevitore Lugre che è già entrato in contatto con la rete satellitare del sistema GPS e della rete europea Galileo.
We made it. È un grande successo e un'enorme soddisfazione anche per Oscar e Alessandro Pozzobon, fondatori e dirigenti della Quascom di Cassola, che ha realizzato il Lugre, una pietra miliare per l'azienda, dicono, per l'Italia e per il mondo. La missione era iniziata il 16 gennaio col decollo dagli Stati Uniti. Dopo un mese di viaggio sono serviti altri 16 giorni nell'orbita della Luna prima della delicata fase di discesa, evitando ostacoli. Per 14 giorni saranno raccolti i campioni di suolo lunare, ascoltata l'attività sismica, fatti prelievi nel sottosuolo e documentato il tramonto del Sole. Il team di Quascom sarà per questo al lavoro 24 ore al giorno a raccogliere tutti i dati di una missione complessa e affascinante che apre nuovi scenari sull'esplorazione dello spazio. Il Carnevale 2025 di Venezia si appresta a superare la soglia complessiva del 1 milione di visitatori. L'organizzazione dei flussi ha permesso una circolazione ordinata e senza problemi in tutta la città, e accanto alle manifestazioni ufficiali c'è stato spazio anche per le iniziative spontanee dei residenti. 86.000 presenze venerdì, 130.000 sabato, 110.000 domenica e anche di lunedì Venezia appare percorsa da decine di migliaia di persone. Da quando è iniziato il 14 febbraio, il Carnevale 2025 si appresta a superare la soglia del 1 milione di visitatori. Una mole enorme di persone che, a parte l'intasamento di Rialto durante il primo sabato di festeggiamenti, si è mossa ordinatamente grazie anche al vasto dispiegamento di forze dell'ordine tra sensi unici e doppi sensi di circolazione attraverso le tante iniziative organizzate in città. C'è però anche un altro carnevale, meno ufficiale e più spontaneo, è quello dei residenti. Non una folla di turisti senza maschera che fa il giro di Venezia e torna a casa, ma un corteo di veneziani che ognuno armato di strumenti musicali attraversa parte della città. Noi semplicemente abbiamo organizzato una cosa che parte dal basso e quindi non è nel programma ufficiale, una sfilata di musicisti con trombe, tamburi attraverso la strada nuova, proprio per significare il fatto che noi vorremmo che il Carnevale tornasse ad essere più spontaneo, meno costruito. Adesso non mi piace molto, anche perché le persone non si mascherano, c'è una enorme quantità di persone ma non mascherate, cioè lo 0,5% delle persone che io vedo qui intorno si maschera. Quindi proporrei anche che fosse fatto un regolamento proprio comunale che obbligasse i visitatori del Carnevale di Venezia a mascherarsi. Quello organizzato da Venezia.com con la Banda del Rio e ripreso da Gloria Lazzaretti è per certi versi un ritorno allo spirito che tra gli anni 70 e 80, sulla scia di iniziative dei residenti, portò al grande ritorno dei festeggiamenti del Carnevale a Venezia. Una spontaneità oggi inevitabilmente affogata tra le grandi masse turistiche e lo spopolamento della città. È un involucro vuoto perché noi non ci siamo, non ci sono gli abitanti e c'è tutta sta massa di persone che la attraversa in maniera più o meno superficiale, anche perché ultimamente ho visto che il turista colto e preparato evita come la peste Venezia. E visto l'afflusso di turisti e non solo in città, in laguna, per questi giorni di Carnevale si sono conclusi i lavori di manutenzione al Paron de Casa, il campanile di San Marco a Venezia, è tornato ad essere disponibile e quindi per residenti e turisti da tutto il mondo, che permette di vedere, di ammirare Venezia dall'alto con una vista unica. I lavori di manutenzione al campanile predisposti per volontà del Consiglio della Procuratoria di San Marco su indicazione del proto della Basilica, l'architetto professore Mario Piana, avevano riguardato l'ascensore e le statue del campanile. Da qualche giorno dunque gli ingressi e le visite sono di nuovo disponibili. È davvero tutto, adesso vi lascio alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buona serata.